pago l'acqua, pago fino all'aria che respiro, abito al terzo piano, acqua da più di 10 giorni che non viene acqua. E pago tutto, diciamo, l'acqua, telefono e i signori non mi prendono il telefono. Gli dirigenti acqua non mi prendono, sono costretta di qua andare fino a là. La coda che c'è, non ti danno retta, si voltano male con le persone pur pagando. È l'amaro rabbioso sfogo di chi, come tanti a Villaseta in questi giorni, fa i conti con la carenza d'acqua. Da oltre 10 giorni sono a corto, ed alcuni anche più, con i disagi che in queste circostanze è facile immaginare e che per sopperire è costretto a ricorrere agli intramontabili bidoni. I maggiori problemi sono lamentati dagli abitanti delle palazzine di via Ludovico Ariosto, di fronte all'istituto comprensivo Alessio Di Giovanni, ed in via Federico Abbatellis. In particolare coloro che abitano negli ultimi piani. Si pensava fossero solo un brutto ricordo del passato, i lunghi turni di distribuzione, ed invece la gente di Villaseta li vive ancora sulla propria pelle. Ogni giorno compro acqua, propriamente asciutta, e i miei figli mi portano qui bidona, e bidona i miei figli possono combattere con me, che ho 85 anni io. Posso chiamare e scendere? Quando tutte le volte che hai fatto, prima mi risponde poi sono accoppato, quando poi lei gli risponde, no signora oggi c'è l'acqua, dove è l'acqua oggi? Non arriva a casa sua? No, nemmeno una uccia. Lei abita all'ultimo piano? Sul piano, sì, da sopra. Prendiamo i bidoni, andiamo a riempire l'acqua, il recipiente dobbiamo lavare magari. A riserva? Magari non la biancheria, ma personalmente ci dobbiamo lavare pure. Si torna all'antico qui? Peggio ancora! Si torna all'antica. Peggio ancora dell'antichi. Purtroppo invece di fare le cose giuste si diventano molto più critiche. Girgenti Acque in una nota attribuisce la disfunzione del servizio alla società Sicilia Acque, che per 2 giorni, il 24 e 25 gennaio, ha interrotto la fornitura idrica ai serbatoi di Agrigento e Porto Empedocle per effettuare un servizio di riparazione alla condotta Favara di Burgio. Adesso però, sostiene Girgenti Acque, la distribuzione sta tornando a pieno regime. La penuria d'acqua di questi giorni a Villaseta fa il paio con la carenza igienico-sanitaria. Gli abitanti lamentano la mancanza di pulizia ed il problema randagismo. Guarda che c'è, lo schifo. Tutti gli ordini avevano tutti. Tutti gli ordini avevano Niente ha fatto il comune. Anzi, quando c'è l'acqua la viva il comune. Ci sono i cani, cos'è? Sì, i cani assai, non potevo camminare, anche che questa spazzatura, guardate che un cane mi avventa.